Noi avremmo dovuto votare no e la banca sarebbe stata commissariata e qualcuno, anziché andare in piscina nella sua bella residenza di Vicenza, sarebbe stato in galera per bancarotta fraudolenta e per falso in bilancio. Lo sfogo dei telespettatori a Sveglia Veneti, la decisione dell'Assemblea di procedere con l'azione di responsabilità verso gli ex vertici di Veneto Banca, l'ex presidente Flavio Trinca e l'ex direttore generale Vincenzo Consoli, che saranno dunque chiamati a rispondere in prima persona del danno agli azionisti, non basta a placare la rabbia e i 1000 interrogativi. Hanno distrutto gli uffici postali, ci hanno portato in che mio paese che ha 3.000 abitanti sono 3 banche, ha capito il discorso, dica lei, il male viene da lontano. Ci hanno costretto per versare la pensione, siamo stati costretti a aprire il conto corrente. La rabbia non si placa anche perché nel dossier dell'azione di responsabilità sulle somme da recuperare si fa riferimento solamente a una quarantina di casi di presunta cattiva gestione, meno di 400 milioni di euro quando le perdite ammontano ad almeno 5 miliardi, una ratio che neppure il coordinamento Don Torta condivide. Di certo qualcuno deve pagare. La banca deve stare in piedi, però la banca ha fatto degli errori, se ha fatto degli errori deve pagare, deve risarcire i risparmiatori. Parallelamente si procede verso la fusione. È inevitabile, sì, è una cosa ormai scontata, il problema è che forse non basterà, perché lasciare a casa 5.000 dipendenti essendo dentro il fondo Atlante, probabilmente ne lasceranno a casa altri 5.000, altri 6.000 fra Unicredit, IMI San Paolo, quindi è tutta una cosa che sta facendo a step e quando ci renderemo conto della gravità forse sarà troppo tardi.